Tragedia sfiorata, la fiera motori aperta oggi a Verona. Durante l'esibizione di uno stuntman l'auto finisce sulle transenne, 9 feriti tra gli spettatori, fortunatamente non gravi, sospese le altre esibizioni. Maltempo e raffiche di vento, un pilone della tangenziale di Mestre si inclina pericolosamente, chiuse 2 corsie e traffico in tilt a Salzano, un albero crolla sui binari della linea Venezia-Bassano, stop ai treni. Ancora un autovelox divelto con il flessibile, stavolta il vandalo in azione a Riese, Pio X nella notte, danni ingenti e condanna dell'amministrazione, ma il gesto spopola in rete. Non tutti gli amministratori contro Fleximan, provocazione shock del sindaco di Castelfranco e presidente della provincia di Treviso, bisogna ripensare questo strumento. Fine vita al caos veneto e gli effetti su Roma. Luana Zanella ripresenta alla Camera la proposta di legge bocciata in Regione ma sostenuta dal governatore Eli Schlein. Va discusso il problema Zaia, imbarazzato per nulla. Violento pestaggio in centro Verona, ragazzo salvato da un autista di autobus che allontana gli aggressori. Il video fa il giro del web. Continue vessazioni alla moglie e la minaccia di fare la fine di Giulia Cecchettin, marito violento denunciato e allontanato di casa nel Padovano. Gioia e commozione oggi in Vaticano per le comunità del Vajont ricevuti in udienza speciale da Papa Francesco. Il pontefice ha citato il cantico delle creature: voi siete onda di vita, testimoni dei segni della risurrezione. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Lo avete sentito, la cronaca in primo piano. Andiamo a Verona, dove è stata sfiorata la tragedia poco dopo le 13:30, la fiera Motorbike Expo, che ha aperto i battenti a Verona appunto proprio oggi. Come vediamo in queste immagini che stanno diventando virali in rete, uno stuntman alla guida di un'auto è finito contro le transenne durante un'esibizione. 9 i feriti, fortunatamente non gravi, tra i 14 spettatori coinvolti che si trovavano seduti immediatamente dietro e che per l'urto sono finiti a terra. Sul posto sono subito giunti i soccorsi del 118 con 5 ambulanze assieme a polizia e carabinieri che indagano sulla vicenda. L'azienda ospedaliera di Verona informa che al momento sono 3 i pazienti ancora ricoverati all'ospedale di Borgo Trento. I 3, 2 uomini e una donna, sono in osservazione, si stanno svolgendo gli accertamenti e gli esami diagnostici. Per 2 di loro è in corso la valutazione per trauma cranico, mentre il terzo riporta contusioni all'arto superiore. Le condizioni generali di tutti sono stabili e le persone sono vigili. Verona Fiere, con una nota, esprime dispiacere e vicinanza ai suoi visitatori e precisa che è stato attivato immediatamente il piano sanitario con l'intervento dei mezzi del SUEM e della polizia locale per i rilievi del caso. E noi invece ci occupiamo adesso del maltempo di oggi, caos lungo la tangenziale di Mestre per un palo pericolante. Un albero invece blocca la linea ferroviaria Venezia-Bassano. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per le raffiche di vento che hanno provocato danni scoperchiando tegole e abbattendo rami sul territorio. Caos in tarda mattinata lungo la tangenziale di Mestre in prossimità del raccordo per Venezia Porto per l'inclinazione di un palo portante dell'illuminazione piegato dal vento. I tecnici hanno lavorato ore per la rimozione e la messa in sicurezza dell'impianto, che ha richiesto la chiusura di 2 corsie di marcia per ogni direzione. A coadiuvare il personale, oltre alla polizia stradale di Mestre, anche i vigili del fuoco con autogru e autoscala. Disagi prima di mezzogiorno anche lungo la linea ferroviaria Bassano-Venezia, all'altezza di Salzano, per un albero caduto sulla linea aerea che ha bloccato la circolazione dei treni. Nessuno è rimasto coinvolto, ma la percorribilità è stata bloccata fino a quando i vigili del fuoco e i tecnici non sono riusciti a rimuovere l'albero e ripristinare la linea elettrica. Disagi anche a Caorle, dove un albero è caduto in piazza Veneto. I pompieri sono intervenuti anche per una decina di alberi pericolanti a Chioggia, Mestre e San Donà di Piave. Queste raffiche di vento allontanano le precipitazioni, portando però gelo e temperature sotto lo zero, previste già nella notte fino alla prossima settimana. La centrale operativa della Polizia Locale e la Protezione Civile del Comune di Venezia infatti comunicano che entreranno in azione i mezzi spargisale. Nel piano di informazione Ocio che Nevega predisposto dal Comune vengono indicati alcuni consigli utili sui comportamenti per evitare rischi e disagi a causa di neve e gelo. Ennesimo autovelox tranciato, Fleximan colpisce ancora questa volta a Riese Pio X. Il fatto intanto spopola sui social.
Il cadavere è eccellente, adagiato sul fossato, lo hanno visto in tanti, qui a ridosso della strada provinciale 667, poco distante dal centro di Vallà di Riese Pio X. Era noto l'autovelox di via Kennedy, tranciato nella notte probabilmente con un flessibile, un copione già visto in altri angoli del Veneto nei primi giorni del 2024, da Rosolina al Giau, ma per la marca trevigiana è la prima volta. Sui social, fin dal primo mattino, c'è chi ha inneggiato a Fleximan, creatura quasi mitologica, dietro alla quale potrebbero esserci più volti in un misto di emulazione e vendetta contro i dispositivi elettronici. Resta il fatto che si tratta di un reato per il quale stanno procedendo i carabinieri. Ingenti danni sul posto i tecnici della ditta lombarda che si occupa delle manutenzioni. Ci hanno mandato la comunicazione che è stato tagliato l'ennesimo palo e siamo venuti per smontare tutte le apparecchiature, mettere in sicurezza il luogo e riportarle in ditta per l'assicurazione. Soprattutto zone Veneto sta spopolando questo fenomeno. E fenomeno è la parola giusta guardando i social, che parlano di Fleximan come di un eroe. Preferisce definirlo invece un Don Chisciotte il sindaco di Riese Pio X, Matteo Guidolin, che assicura la riparazione dell'autovelox, più volte finito al centro delle polemiche. Recentemente un avvocato trevigiano ha vinto il ricorso contro una multa, non sarebbe omologato, e in passato si era mossa anche la procura. Non è né giusto né sbagliato, è su un posto che a volte ti inganna molto, ti inganna veramente molto. Ho preso anch'io 2-3, 75, 76, è un po'... però non dico che è fatto bene o male. Non si sente di condannarlo? No, non condanno. Dall'altro lato c'è chi ricorda, soprattutto tra i residenti, la pericolosità di quella strada. Si corre troppo veloce, si corre. Ci sono gente che corrono troppo veloce e quella è una sicurezza anche per noi lavoratori che usciamo qua. Non è una cosa giustissima perché comunque è una strada molto trafficata, molto veloce e si dovrebbe andare un po' più piano, tutto qua. Se non si è d'accordo si va a protestare con le autorità di competenza eventualmente. Contro Fleximan intanto le ditte di autovelox stanno correndo ai ripari. Adesso, vedendo questo fenomeno, probabilmente si installeranno altri pali con delle resistenze più forti, in modo che solo con un flessibile non vengano giù, in modo una gabbia metallica dentro, un po' più resistenti. E sul fatto interviene anche il presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon, che se da un lato condanna il gesto di Fleximan, dall'altro lancia una forte provocazione. Fleximan non dico nulla, dico se mi fosse concessa una battuta, se si candida alle europee questo si fa un partito per conto suo e va in Europa di sicuro. Resta un reato comunque. Resta un reato e ribadisco, non bisogna tollerarlo, non bisogna neanche banalizzare, non sono cose che sanno da fare. Probabilmente verrà assicurato alla giustizia, lui o tutti coloro che lo emulano in questo momento, però ribadisco anche che serve, è necessario ed è quanto mai urgente che si torni a far prevalere quel principio che lo strumento dell'autovelox serve per far sicurezza e non cassa, perché oggi non è così. Da sindaco di Castelfranco e presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon sa benissimo quanto il tema autovelox sia caldissimo e divisivo. Da un lato c'è il tema della sicurezza stradale, dall'altro le tasche dei cittadini, in mezzo le casse spesso esangui dei municipi. La condanna del gesto in sé è solo la premessa, per il resto serve una forte autocritica. Marcon gioca a carte scoperte. Diventa intollerabile ormai ai più questo che si intravede come strumento esclusivamente per fare cassa. Abbiamo visto cosa è successo a Cadoneghe, vediamo cosa succede sulla strada del Santo, la 308, con sindaci che chiedono l'abbassamento del limite. Non è giusto secondo me. Oggi bisognerebbe in qualche modo intervenire sulle sanzioni accessorie, e quindi se qualcuno viene pizzicato che sappia che la patente magari gli viene portata via per un tempo prolungato. Insomma, per il presidente della provincia ci sono altri mezzi per fare prevenzione e repressione forse più efficaci. Agire con sanzioni pesanti e con strumenti
che la legge dice non essere legittimi. Ripeto, un ricorso è stato vinto di recente, un ricorso è stato vinto a Fontaniva, mi sembra, e quindi io credo che in virtù di queste sentenze, di queste, chiamiamole come si vuole, bisognerebbe intervenire e non autorizzarli, toglierli laddove serva toglierli senza aspettare che arrivi il Fleximan. E cambiamo argomento perché non si placa il dibattito dopo la bocciatura in Consiglio regionale veneto della proposta di legge sul fine vita. La discussione ora assume rilevanza nazionale. Vorrei rendere, come dire, significativo quello che è successo nel Veneto, perché significa che anche all'interno del centrodestra esiste la possibilità di un dialogo per portare quantomeno alla realizzazione una proposta, un disegno di legge che dia sistematizzazione a quanto già esiste. Queste le motivazioni che hanno portato l'onorevole Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, a ripresentare alla Camera la proposta di legge del Veneto sul fine vita bocciata martedì in Consiglio regionale. L'iniziativa legislativa si proponeva di definire tempi e procedure per l'assistenza sanitaria che va assicurata, continua Zanella, alle persone che possono accedere alla morte medicalmente assistita, secondo la sentenza della Corte Costituzionale. L'intento dunque è che sia la politica nazionale a colmare il vuoto esistente senza lasciare che ogni singola regione si muova autonomamente. Io sono convinta, molto convinta, che un determinato accesso ai servizi, soprattutto nell'ambito della sanità, devono essere omogenei per tutto il Paese. La discussione iniziata in Veneto dunque scuote la politica nazionale e irrompe al seminario dei deputati Dem in corso a Gubbio. Siamo qua per rilanciare alcune proposte di legge come quella per assicurare un fine vita dignitoso. È parte del programma del PD, della mia mozione. È un'occasione persa quella del Veneto che voleva solo dare dei percorsi attuando quanto previsto dalla Corte. Le parole della segretaria PD Elly Schlein. Un'iniziativa che non disturba chi da sempre ha appoggiato la proposta di legge, il governatore Zaia. Io non sono imbarazzato per nulla, guardi, penso che questo sia un tema etico e ognuno è giusto che gestisca la sua posizione. Zaia che non risparmia una stoccata agli alleati di Fratelli d'Italia che all'indomani del voto in Consiglio avevano evidenziato la compattezza del gruppo organizzando un convegno sul tema. Se tu vuoi fare il portabandiera del no al fine vita, l'unica roba che puoi fare è presentare una legge per abrogarlo, perché altrimenti la discussione è fine a se stessa se poi non rispondi con i fatti. Lo dico perché ci sono delle posizioni estreme che rispetto, ma che sono incompatibili poi con i fatti. Ma anche in casa Partito Democratico la bocciatura in Consiglio ha causato un mal di pancia per l'astensione di Anna Maria Bigon. Che la destra abbia sconfessato Zaia non stupisce, ma è una ferita che ci sia stato un voto del PD, chiosa Schlein. Se il gruppo del PD vota a favore e ti chiede di uscire dall'aula, è giusto uscire dall'aula, perché l'esito di quella scelta cade su tutti. Siamo per la regolamentazione del fine vita, conclude la segretaria Dem. Vi diamo conto di un pestaggio tra giovanissimi avvenuto ieri nel pieno centro di Verone, che viene denunciato dal capogruppo di Verona Domani, Paolo Rossi, che ha voluto postare il video in rete. A porre fine alla violenza è stato, secondo quanto riportato, un conducente dell'azienda di trasporto veronese. Sul caso è intervenuto anche il presidente del Veneto, Luca Zaia, per esprimere la sua gratitudine all'autista dell'azienda ATV che ha scelto di non voltarsi dall'altra parte, intervenendo a difesa di un giovane preso a calci e pugni da alcuni coetanei. Nel condannare l'episodio, il governatore rileva che ogni atto di violenza va stigmatizzato con fermezza in quanto non rappresenta il modo corretto per far valere e rivendicare le proprie ragioni. Un marito violento che già in passato aveva vessato la sua compagna è stato allontanato da casa e denunciato dopo l'ennesima lite violenta. Al culmine di una lite con la moglie l'aveva spinta contro una scala e l'aveva minacciata dicendole che le avrebbe fatto fare la stessa fine di Giulia Cecchettin, un 31enne romeno residente a Mestrino. Con la compagna è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e allontanato d'urgenza dall'abitazione. I carabinieri qualche giorno fa erano intervenuti dopo la telefonata di una giovane donna terrorizzata dopo l'ennesima lite violenta con il compagno avvenuta davanti ai figli piccoli. L'uomo infatti non voleva accettare la sua richiesta di separazione. Già in passato aveva pedinato la donna spiandole anche il telefono. Noi ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, tra poco.
Rieccoci in studio, edizione regionale dei nostri telegiornali. Proseguiamo con le notizie. Sono 6 gli indagati per l'incidente nel quale un bambino è rimasto ferito sulla seggiovia delle Malelette. Ci sono 6 indagati per l'incidente avvenuto qualche giorno fa sulle piste da sci delle Melette, dove un bambino è caduto dalla seggiovia procurandosi serie ferite. La Procura della Repubblica di Vicenza ha aperto un fascicolo inserendo nel registro degli indagati 6 persone. Fonti locali fanno sapere che si tratterebbe di maestri di sci e altri soggetti riconducibili alla società che gestisce l'impianto sciistico. Si tratta comunque di un atto dovuto in un momento in cui la Procura Berica deve ricostruire cosa sia accaduto domenica sulla seggiovia per individuare eventuali responsabilità. Secondo le ricostruzioni, il piccolo sciatore proveniente dalla provincia di Verona sarebbe salito sulla seggiovia con un altro minorenne per poi trovarsi improvvisamente in difficoltà. Il bambino stava per cadere ma è stato trattenuto per alcuni istanti dal suo accompagnatore, che ha forse evitato una caduta sulle rocce in un punto piuttosto pericoloso del tragitto. Il piccolo è comunque volato a terra per alcuni metri procurandosi traumi e fratture. Immediato il ricovero in ospedale, ma dopo alcune ore di apprensione pare che le sue condizioni stiano migliorando. Resta da capire cosa sia accaduto sulla seggiovia, se ci siano state inottemperanze da parte del personale o di qualcun altro, oppure se la sbarra di sicurezza sia stata alzata durante il percorso. Tutte domande a cui risponderanno le perizie che verranno effettuate, assieme ai riscontri con le persone interessate. E il giorno dopo la chiusura positiva della gara per la costruzione della pista da bob a Cortina sulla sua destinazione olimpica arriva il no del CIO. Più che un colpo di scena, la conferma di un pensiero immutabile per il CIO, la costruzione o ricostruzione di una nuova infrastruttura non è essenziale per le competizioni di bob, slittino e skeleton nelle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. A metterlo nero su bianco per l'ennesima volta è Christine Kloster, presidente della commissione di coordinamento del Comitato Olimpico, a cui si era rivolto il Comitato Civico di Cortina lo scorso dicembre, dopo la pubblicazione del bando di gara per la costruzione della pista da bob secondo il progetto Light voluto dal ministro Salvini. Kloster reitera il pensiero del CIO, inequivocabile e in linea con l'agenda olimpica 2020. Senza un piano di legacy chiaro e attuabile non si costruiscono infrastrutture permanenti, perché l'esistente numero di piste per gli sport di scivolamento al mondo è sufficiente per il numero di atleti e competizioni negli sport di bob, slittino e skeleton. Inoltre, si legge nella lettera, come affermato nelle sessioni del CIO a Mumbai, solo piste già esistenti e funzionanti devono essere considerate, dati i tempi rimanenti molto stretti e la necessità dell'omologazione dei test events per garantire la sicurezza di una struttura complessa oltre a quella degli atleti. Certo, scrive Kloster, la potenziale costruzione di una pista da bob è legata a un investimento pubblico, per cui resta fuori delle competenze del comitato organizzatore Milano-Cortina, cioè a dire: vogliono fare la pista? La facciano pure, tanto alla fine la sede di gara la decideremo noi. Inutile dire che la risposta del CIO ha incassato la soddisfazione del Comitato Civico di Cortina. Più che una giornata di sole, come ha riferito il sindaco Lorenzi, ieri a Cortina si brancolava nella nebbia il commento del Comitato e con tutta evidenza l'annuncio del 31 gennaio sarà cruciale non solo per Cortina, ma per l'immagine dell'Italia intera. Cade la giunta di San Giorgio in Bosco, il servizio di Federico Fusetti. 8 consiglieri comunali su 13 si trovano dal notaio, firmano la sfiducia al sindaco che decade. A San Giorgio in Bosco il leghista Nicola Pettenuzzo, che è anche segretario provinciale del partito, non è più il primo cittadino. Ora arriverà il commissario e si andrà a nuove elezioni a giugno. Un clima di sfiducia e di tensione politica che andava avanti da mesi, tanto che il 27 dicembre non era stato approvato il bilancio del comune. Facevo parte della maggioranza, aveva vinto le elezioni con i miei voti, con le preferenze mie, e dopo mi aveva messo assessore non vice sindaco, che c'è una norma non scritta che chi prende più preferenze fa il vice sindaco, e dopo 2 o 3 mesi mi ha
buttato fuori, letteralmente buttato fuori, dicendomi che lui ha un altro stile. Sì, ma aggiungo io, hai vinto con lo stile di Bobo Miatello, non con il tuo stile. Già da quasi 2 anni e ormai c'è stata una crisi totale al loro interno e siamo arrivati a dicembre a non approvare il bilancio comunale per la prima volta nella storia e non abbiamo potuto fare altro in questo momento a prendere atto che metà della maggioranza del sindaco Pettenuzzo l'ha voluto lasciare. L'ormai ex sindaco Pettenuzzo dal canto suo si dice deluso, ma è pronto a tornare in campo candidandosi nuovamente. Con la mia delusione, la mia amarezza e penso che quello che è stato fatto venga meno a quel senso di responsabilità, a quel senso civico che un qualsiasi amministratore, soprattutto quando si parla di un ente pubblico, deve avere. Posso altro che prendere atto di quanto è stato fatto. Ma Pettenuzzo non sarà ovviamente l'unico candidato, ci sarà almeno una lista civica di centrodestra e anche l'ex sindaco Miatello. Adesso siamo al lavoro per cercare un'alternativa a giugno dove sarò in campo con una lista di centrodestra per dare a signor Gimbosco una nuova maggioranza che possa risolvere i problemi della nostra comunità. Ci sarà tempo e modo di capire tutto quello che ha spinto queste persone ad un'azione del genere. Mi ricandiderò, forte anche dell'esperienza fatta. Caro Affitti, nasce a Padova uno sportello per aiutare gli universitari a trovare un alloggio. Uno sportello Affitti dedicato agli studenti universitari fuori sede che sono alle prese con la ricerca di un alloggio a Padova. Il progetto è nato dopo le mobilitazioni di piazza degli studenti che devono fronteggiare non solo la carenza di alloggi ma anche il caro affitti. Lo sportello vuole combattere questa emergenza fornendo un servizio di informazione sulla residenzialità pubblica e privata, sui contratti e sui diritti in caso di truffa e discriminazione. Abbiamo creato questo sportello che è in primo ascolto costruito e gestito da degli studenti universitari che possono accogliere e dialogare con gli studenti che hanno bisogno di un'assistenza sul piano delle locazioni abitative e successivamente il progetto Giovani queste segnalazioni, queste richieste può indirizzarle a degli avvocati. Tramite una convenzione tra il Comune di Padova e l'Ordine degli Avvocati, gli studenti universitari potranno ricevere consulenze gratuite in caso di contratti non regolari o poco chiari. Le richieste che già sono pervenute allo sportello dimostrano che è un'iniziativa che sicuramente può aver successo e che può essere effettivamente d'ausilio proprio in quell'ambito di educazione alla legalità che è uno degli obiettivi del Consiglio dell'Ordine. Per ora lo sportello sarà aperto il martedì e il mercoledì dalle 16 alle 20 in via Stratico 4A nel quartiere Portello con informazioni in inglese e in italiano. Sarà uno sportello in cui gli studenti troveranno noi rappresentanti, almeno all'inizio, quando non si paleserà l'urgenza, la necessità di parlare con un avvocato. Sarà uno sportello di primo ascolto in cui daremo supporto e le informazioni di base per quanto riguarda il mercato pubblico e privato. Sempre più studentesse e studenti internazionali si rivolgono a noi per problemi di pura discriminazione, non riuscire a trovare un affitto solo perché non hanno un nome e un cognome italiano che suona strano al proprietario di casa. Per gli studenti l'obiettivo principale rimane comunque quello di ottenere più residenze pubbliche, perché anche quest'anno sono stati più di 1000 gli studenti idonei che non sono riusciti a beneficiare di un posto alloggio in prima assegnazione. Ci spostiamo a Roma dove le comunità del Vajont sono state ricevute in udienza privata da Papa Francesco. Un'onda di speranza fatta di memoria e ricostruzione. In 200 pellegrini dalla terra che 60 anni fa venne rasa al suolo per l'avidità dell'uomo alla tomba di San Pietro per incontrare Francesco. Una giornata storica per superstiti e sopravvissuti del Vajont, per le autorità civili e religiose, nel 60° del disastro che causò la morte di 1910 persone. Artefici e testimoni di semi di risurrezione li ha salutati il Papa con gratitudine nell'udienza privata ospitata nell'aula Clementina del Vaticano. Abbiamo avuto la sensazione proprio di essere accolti in una casa così che ci ha dato il senso proprio più bello del ricostruire, dell'aprire lo sguardo sul futuro. Grazie di cuore le parole di incoraggiamento di Papa Francesco ai pellegrini, onda di vita e di fraternità, mentre cita il Cantico delle Creature, scritto 800 anni fa da San Francesco. Il Papa ha riconosciuto anche un po' quello che è il nostro specifico nelle terre lungo il Piave,
nell'Ongaronese, ma nel Bellunese, nell'alta montagna, quello di ricreare un rapporto di armonia, di contemplazione, ha detto lui, nei confronti del creato. La cura del creato, ha detto il pontefice, non è un semplice fattore ecologico, ha a che fare con la vita dell'uomo, così come il creatore l'ha pensata e disposta, e riguarda il futuro di tutti. Un messaggio forte e diretto è arrivato al cuore della comunità longaronese. Il Vajont deve ancora insegnare. Questo 2023 e questo inizio del 2024 abbiamo concluso un lungo percorso di iniziative, di momenti di riflessione per una tragedia che ha toccato veramente le corde di tantissime persone. Le parole del Papa sono state veramente un momento di grande intensità e sulle quali sarà necessario riflettere per il messaggio di speranza e di apertura verso il futuro. Senza memoria non possiamo vivere e senza la responsabilità non siamo degni di vivere. Quindi noi dobbiamo ringraziare, quindi ci ha preso il groppo alla gola pensando che il Papa ci sproni per questo. Al termine del messaggio di Papa Francesco, i saluti personali e l'offerta dei doni della terra bellunese, Roberto Padrin, anche nel suo ruolo di presidente della provincia, ha donato al Santo Padre un pastorale realizzato dallo scultore Mauro Lampo in legno di abete della tempesta Vaia con l'effigie di un pesce, simbolo di Cristo. Questa è l'ultima notizia per oggi. Ora al meteo. Grazie per essere stati con noi. Una buona serata. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Venti forti da nord-est raffreddano tutta Italia. Il tempo sarà buono ma valori termici in crollo. Vediamo il dettaglio di sabato 20 gennaio. Sul Veneto precipitazioni assenti, sarà asciutto e stabile con tanto sole e cielo sereno e limpido. Il vento sarà moderato da nord-est. Come detto, temperature in calo sotto la media stagionale, minime sotto zero ovunque, massime tra 3 e 5 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà soleggiato con cielo sgombro da nubi, possibilità di ghiaccio al suolo su tutta l'area montana e sul Carso. Temperature minime tra lo 0 e i meno 4 gradi, massime sui 4-6 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche in questo caso tempo molto soleggiato, dunque poche novità con cielo sereno. Temperature minime sotto zero, massime sui 5 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.